Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita nel ricordo gioioso di San Giuseppe, e custodisci noi i doni del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Ora che subito dopo l'affidamento a San Giuseppe vi sarà detto il pane, base del nutrimento quotidiano e dono di Dio e frutto di lavoro, sorgente di energia, oggetto di condivisione fraterna, il pane dell'una della tavola di famiglia. Nella preghiera che Cristo ci ha insegnato, il pane comprende tutto ciò che è necessario all'esistenza umana ed è il segno del pane della vita offerta spezzato per tutti. In ogni uomo la coscienza del pane, dalla semina del frumento all'alba familiare, è circondata di amorosa attenzione di rispetto sacro. Nella cultura contadina si suole incidere una croce sulle grandi forme di pane, lievitata prima di cuocere nel forno, oppure in particolari circostanze si benedicano piccoli pani da distribuire tra i membri di una comunità. Sia benedetto il nome del Signore. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano. Tu ci doni segni della tua benevolenza e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani, che ti presentiamo nel ricordo di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, e concede a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Supplica a San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, celeste compatrono e protettore di Acqua. O glorioso Patriarca Giuseppe, oggi in questo giorno solenne, guardate a noi prostrati alla vostra presenza con il cuore pieno di gioia, perché annotiamo, sebbene indegni, nel numero dei vostri devoti. Desideriamo oggi, in modo speciale, mostrarvi la gratitudine che riempie le nostre anime per favori e le grazie che si segnalate, che continuamente riceviamo da voi, o glorioso protettore. Grazie, amato celeste protettore San Giuseppe, per i così immensi benefici che ci avete dispensato e costantemente ci dispensate. Grazie per tutto il costante bene ricevuto. Occupatevi, o glorioso patriarca, di tutte le nostre necessità e le nostre responsabilità della famiglia. O San Giuseppe, con voi, per vostra intercessione, noi benediciamo il Signore, egli vi scelse tra tutti gli uomini per essere il casto sposo di Maria e il padre putativo di Gesù. Voi avete vegliato continuamente con affettuosa attenzione alla Vergine Santissima, che noi veneriamo e invochiamo come madre del filiere e protettrice di questa comunità parrocchiale, il bambino Gesù, per dare sicurezza alla loro vita e permettergli a compiere le loro missioni. Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi a voi come un padre durante il tempo della sua infanzia e adolescenza, e di ricevere da voi insegnamenti per sua figlia di l'uomo. Ora voi vi trovate accanto a lui. Continuate a proteggere la Chiesa, la nostra comunità parrocchiale, il nostro Paese, che in questo giorno solenne vi onora e vi festeggia con solenne devozione. Ricordatevi, o gran custode, della vostra famiglia e dei nostri giovani, e specialmente di quelli più bisognosi. Per la vostra intercessione accompagnatevi e affidatevi allo sguardo materno di Maria e alla mano del divino Figliolo Gesù. Ricordatevi, glorioso sposo di Maria, Vergine, o nostro dolcissimo protettore San Giuseppe, che mai da nessuno si udì avere invocato la vostra protezione e chiesto il vostro aiuto senza essere da voi consolato. Con questa fiducia noi veniamo al cospetto vostro e a voi fervorosamente ci raccomandiamo. Per non abbiate il dispregio delle nostre preghiere,
così sia. Ave o Giuseppe, uomo giusto, sposo virginale di Maria e padre davinico del Messia, tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto il Figlio di Dio che è te profilato, Gesù. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorrici nell'ora della nostra morte, così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. E con gran voce e devozione, il popolo a te consacrato, a gran voce grida, e viva San Giuseppe, e viva l'una patriarca. Ecco, ricordo innanzitutto stasera alle ore 18:30 ci sarà l'ultima celebrazione presieduta da Don Claudio Sirni, novello sacerdote, ecco, che presiederà questa celebrazione qui per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di San Giuseppe, compatrono della nostra comunità parrocchiale di Roma, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuseppe la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Vi rende capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E per intercessione di San Giuseppe vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.